L'esordio di Grazia Deledda come scrittrice avviene già nel 1887, a soli 16 anni, con una raccolta di versi sul mare. L'anno successivo invia a Roma a Edoardo Perino, editore della rivista popolare Ultima Moda, il suo primo racconto intitolato Sangue sardo. Vedere il mio nome stampato. Figuratevi dunque il mio dolore, la mia rabbia, la mia delusione quando nella mia città natia i miei lavori furono accolti in una scoraggiante guisa e mi valsero le risa, la maldicenza, la censura di tutti e specialmente delle donne. La reazione peggiore venne dalla famiglia. Le zie, 2 donne anziane analfabete che bruciavano i fogli con le figure di donne maledette, si precipitarono a casa sua spargendo il terrore delle loro critiche e delle peggiori profezie. La madre, in questo libro Cosima, a un certo punto si sfoga con il servo Elia. E noi sappiamo che i servi, la serva e il servo non sono nel senso dispregiativo chiamati così, ma nel momento in particolare in cui vive Graziella, nella Barbagia di allora, il servo era una persona di casa e la serva ancora di più. Quindi Cosima, piccolina, ragazzina, 18-19 anni, ritorna a casa e non vista sente la madre che si lamenta. Questa figlia, ne parlano tutti male, riceve uomini, lettere da gente sconosciuta, ma se continua così mi rimane zittella e le altre mie figlie, anche le piccole, non mi si sposeranno. Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, scriveva in una lettera del 1890, ma perché amo intensamente il mio paese, così diverso dagli altri, così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza. Avrò tra poco 20 anni. A 30 voglio aver raggiunto il mio sogno radioso, quale è? Quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Il sogno di Grazia si era infine avverato.